È stata una nottata caratterizzata dagli incendi, quella appena trascorsa in Friuli. Il più ingente ha riguardato un'azienda di verniciature della zona industriale di Cimpello di Fiume Veneto, con circa 1 milione di euro di danni. Il fuoco è divampato a causa di un cortocircuito all'interno di una cabina di verniciatura e ha coinvolto anche il tetto in Eternit di parte della struttura, che è andata distrutta per metà. Hanno lavorato dalle 20:30 all'1 4 squadre dei vigili del fuoco per avere ragione delle fiamme e mettere il tutto in sicurezza. Fondamentale per evitare danni ancora maggiori è stato il comportamento dei 5 dipendenti della ditta che si trovavano nello stabile, che hanno azionato il portone tagliafuoco e staccato la corrente elettrica prima di fuggire. Il materiale di Eternit è stato isolato dai vigili del fuoco in modo da scongiurare il pericolo di una sua propagazione nell'ambiente. Sul posto anche i carabinieri di Fiume Veneto. L'ombra del dolo invece incombe sul secondo incendio della notte, che ha riguardato il fienile di un'azienda agricola a Cisterna di Coseano. Ingente anche qui il danno di quasi 500.000 euro. In fumo sono andati circa 4.000 quintali di palle di fieno custoditi sotto una tettoia andata parzialmente distrutta. Danni anche ad alcune macchine agricole parcheggiate poco distanti. Le fiamme si sono sprigionate poco dopo la mezzanotte. Questa mattina i vigili del fuoco, intervenuti con le squadre di Udine, San Daniele, Codroipo, Pordenone e Spilimbergo, erano ancora al lavoro. Al proprietario Valerio Graffi non è rimasto che guardare il lavoro di 3 anni andato in fumo. No, non ho mai avuto nessun danno, nessun avvertimento, nessun dolo, nessun niente. Non lo so cosa è successo. Se è doloso, se è autocombustione, non lo so. Al momento infatti nessuna ipotesi riguardo l'origine del rogo è stata esclusa dai carabinieri di San Daniele intervenuti sul posto. Una volta terminate le operazioni di messa in sicurezza, i proprietari dell'azienda dovranno pensare a ripartire, inizialmente acquistando il fieno per cibare le 250 mucche di proprietà e quindi a metà giugno affidandosi ai raccolti nuovi. Adesso pulire tutto e ricominciare a mettere a posto come prima.